Un'anziana di 82 anni di San Donà di Piave è morta dopo aver contratto il virus West Nile. La donna, affetta da altre patologie, era ricoverata da 20 giorni nel reparto di rianimazione. Ad oggi abbiamo avuto la segnalazione di 25 casi di malattia. Alcuni di questi hanno richiesto il ricovero in ospedale, altri invece sono stati curati a domicilio. Quelli ricoverati in ospedale sono persone che avevano anche altre malattie associate. Lo stesso purtroppo è per la persona che è deceduta. Quindi la persona che è deceduta in ospedale ieri aveva anche altre malattie associate all'infezione da virus West Nile. Altre 2 persone sono state colpite nel Veneto orientale, una donna di 82 anni di Torre di Mosto e un turista di 74 che ha soggiornato a Jesolo, entrambi ricoverati in ospedale, non sono in gravi condizioni. In ogni caso la causa praticamente eventuale del decesso, che grazie a Dio non ce ne sono moltissimi, non è certo legata praticamente alla malattia virale quanto chiaramente a uno scompenso di queste multiple morbidità. La situazione è sotto controllo perché tutte le forze in campo, a cominciare dai comuni che fanno l'attività di disinfestazione sul territorio pubblico, alla popolazione che è sensibilizzata a fare i trattamenti nei luoghi privati, alla protezione individuale che ormai ognuno cerca sempre più di adottare nei confronti della puntura della zanzara. A questo aggiungiamo anche l'attività che sta svolgendo l'azienda sanitaria locale attraverso gli operatori del Dipartimento di Prevenzione. Ognuno però deve fare la sua parte. È indubbiamente quella della West Nile un problema serio, dobbiamo affrontarlo come azienda sanitaria, la Regione sta facendo un piano di investimento molto importante, ma abbiamo bisogno dell'apporto dei comuni e soprattutto dei privati. È inutile fare solo la disinfestazione nelle aree pubbliche se poi nei nostri giardini o se nelle nostre terrazze di casa lasciamo i vasi pieni di fiori pieni d'acqua o non puliamo i nostri tombini.